Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, giugno 1990, 10 anni, ultimi 10 anni di mandato ragazzi. Sono pieno di soldi, pieno di cittadini, tutti felici. Adesso ragazzi, l'obiettivo è quello di costruire tutte le cose secondarie, terziarie, proprio per rendere la città devastante. Ok. Il popolo richiede fatti. Vuole la tua firma su questo editto. Ma sì, facciamolo per un po'. Abitazioni gratuite, vai. Allora ragazzi, adesso vediamo un attimo, voglio portare la felicità, abitazioni, religione, intrattenimento, qualità lavoro, libertà, ok. Allora, abitazioni. Facciamo ancora un po' di casette. Ok. Ok. Va bene. Va bene. Ormai siamo alla fine di tutto. Ok. Poi ne mettiamo un po' di qua. Ok. Adesso facciamo altre chiese. Quanto costano? Costruzione rapida? Beh, per 1600 a casa, dai. È vero che i soldi fanno presto a sparire, ma ormai abbiamo finito, ragazzi. Comunque ringrazio tutti gli utenti, tutti i miei amici qua di YouTube che mi hanno consigliato tutto, praticamente siete grandi, ragazzi, veramente fenomeni. Dopo questi c'è la Civilization e SimCity, ragazzi. Quindi dopo il presidente Pippa e il sindaco Pippa. Ragazzi, là veramente voglio dominare, che l'ha mai giocato e cominciamo insieme l'avventura. Ma comunque devo fare un video dove vado a spiegare il tutto. Poi voglio fare ancora un po' per migliorare qua le situation. Ancora un ospedalino qua. Ok. Ne facciamo uno qua. Taratata. Ok. E poi ne famo uno qua. Ok. Aspetta un attimo. Ok. Chiese. Poi basta, mi sono rotto anche il cazzo, sinceramente, di ste merde. Perché veramente qua che sei più cese che altro. Allora no, uno così vicino magari no. Ok. E ne mettiamo una anche qua. Ok. Ah, qua, aspetta. Museo. Ok, sito archeologico. Bella, questo me l'ha consigliato un altro utente grande. TVB, veramente. Adesso facciamo robe di lusso. Allora, luoghi di benessere. Ok, cazziamo qua. Il ok, quanto costa? Vabbè, se ne frega. Attrazioni di lusso. Centro benessere. Ok. Vabbè, qua siamo a posto. Attrazioni
Giro in mongolfiera. Ok. Ok. Qua non c'è più un cazzo da fare, allora la togliamo. Ok. Turismo. Vabbè, basta. Turismo, abbiamo messo tutto. Qua abbiamo tutto. Vai, vai, un po' di alberelli, vai, 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 quelli sono contenti. Vai, 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 vai. Poi mettiamo giardini. No, li ho già messi, sono una pippa. Fontane. Mettiamo un po' di fontane qua. Ok. Non è tanto bello da vedere, però ormai abbiamo finito, ragazzi. Non sto a perdere troppo tempo. Ok. Vai. Adesso costruiamo tutto. Perfetto. Sono Sunny e voglio dirvi soltanto che la vista dalle nostre mongolfiere è fantastica. Che bello. Edizione straordinaria, cari ascoltatori. Penultimo soffre di vertigini. Fatemi scendere. Guarda che figata, che bello. Buono, raga, adesso possiamo aspettare qua. Sinceramente, altre cose da fare. Vai che arriva ancora soldi. Comunque il discorso. Presidente, il nostro ministro della pubblica istruzione... Ciao, Fioi. Queste me le faccio. Università gratuita. Allora, una facciamo educazione militare. Ok. E una università e a Cassemo qua. Ok. Buono, poi aspetta un attimo che qua intrattenimento abbiamo fatto tutto praticamente. Qua facciamo un altro ufficio costruzioni, aspetta un attimo. Ce lo spariamo qua. Ok. E abbiamo detto satelliti radar. Questo me lo sparo. Ok. Ok. Aspetta un attimo. Allora, no! Canale TV. Allora, ne facciamo uno qua. Ho sentito che il governo paga un uomo per ravvivare la cosiddetta fiamma eterna quando si spegne. Menzogne e propaganda. La nostra fiamma eterna non si spegne mai. È spenta adesso. Cosa? Hai guardato? Allora, una la cazziamo qua. Una la mettiamo. Tanto sono pieno di soldi, Fioi. Ormai il Cumendone sta dominando la scena là. Qua mettiamo BBC. Ok. E ne cazziamo una anche qua.
e mettiamo soap opere russe. Ok. Però qua ne voglio mettere anche un altro e mettere no, ricerca alieni. Radio. Voglio aumentare proprio tutto, fioi. Ok. Dopo ne facciamo una qua. La cazziamo qua. Ci trovo un buco, ragazzi, perché veramente... Ok. Aspetta un attimo. Ok. Gioite concittadini, perché abbiamo una nuova stazione radio sull'isola. Ora potrete sentir la voce del presidente tutti i giorni mentre lavorate instancabilmente sotto il sole cosente. Se siete estremamente fortunati potreste anche sentir la nuova canzone composta, prodotta e interpretata da niente meno che il nostro grande governante. Bene. Buono. Dai, che ormai abbiamo quasi finito tutto. Ragazzi, che abbiamo finito, il presidente Pippa è diventato il presidente Figus. Comunque adesso, ragazzi, SimCity e Civilization, ragazzi, per continuare questo stile di gioco, che sinceramente sapete che questi giochi io amo insieme ai simulatori. Poi vabbè, chiaramente Fly Simulator, le previsioni ogni tanto. Il canale del Comendone è sempre attivo. Bene, 15 turisti. Ai ai ai. La felicità aumenta. Ringrazio veramente tutti, ragazzi, per i consigli che mi avete dato. Adesso con SimCity, ragazzi, prevedo vaneggi, perché mai giocato a nessun SimCity. Sarà dura, però promette veramente bene. Un gioco. Infatti dopo questo video verrò subito a registrare un primo video introduttivo di SimCity, poi avrò un progetto anche con Edoardone Van Helgen, che purtroppo abbiamo dovuto abbandonare, quello della Formula 1, perché vaneggiava. Se voglio arrivare a tantissimi soldi, felicità in aumento. Almeno 1000 cittadini, cazzo. Alla fine è stato bravo, però sono fiero perché non pensavo sinceramente. Perché proprio mai giocato, ragazzi, a Tropico. Avevo guardato un po' i video di Edward, ma poca roba, religiosi ancora. No, fioi. No, ma non sono normali, Non sono normali. Cioè, non lo so, io quante cazzo di chiese devo fare, non lo so. Volete le nuove elezioni? Vabbè, figlio, guarda, non ho molta paura, sinceramente. Figliuolo, oggi ho parlato con... Ma dove posso trovare le abitazioni gratuite? Divento con... ok. Allora... no. Qua un cazzo. No! I giochi li voglio fare, ciao. Anche questo. Ok.
Cosa richiede l'attenzione del Dove presidente? cazzo è? No, sono un Eccolo qua. Aspetta un attimo, vediamo effetti negativi però. No, no, scusate ragazzi. Scusate. Allora. Dai, teniamolo per un po'. Sono anche i giochi adesso, bella. Facciamo anche una festa. Facciamo anche una festa, dai. Festa nazionale. Facciamo... Ok. Vai. Tropico in festa, ragazzi. Aprile 92. Parapapà, parapapà. È giusto così, ragazzi. Uragano. Presidente, sta arrivando un uragano. Merda. Dobbiamo nasconderci sotto. L'uragano Azenet. L'uragano è passato, Presidente. Dobbiamo valutare i danni. Ufficio turismo Villa al Mare, oddio. Energia insufficiente, attenzione. Adesso devo anche sistemare. Aspetta un attimo, allora bella festa, possiamo anche toglierla. Ok. Adesso capire dove cazzo le robe, Dio santo, perché qua non si capisce niente. Allora. Non faccio più un cazzo. Questa ok. Buono. L'ufficio l'altro, trovarlo in mezzo a tutta sta merda non è semplice. Non la trovo. Porca, potevano fare un sistema un attimino più semplice, porca miseria. Tanto facciamo una cosa intanto. Il coso per... devo che sistemare la distilleria di no, qual era? Aspetta un attimo. Osservatorio. Ok. Borsa valori. Ok. E basta. Pompieri. Facciamolo qua però. Ok. A posto. A posto. Vabbè, no, coglione, è meglio finire, dai, andiamo avanti veloci. Qua non trovo la roba distrutta, cazzo. Vediamo. Vediamo se il Cumendone riesce a trovarla. 9,83 comunque, ragazzi. Presidente, ho appena ricevuto la chiamata di un investitore straniero. Varie chiamate. Voglio cercare tanto ormai fare altre cose, onestamente ha poco senso. Ormai la campagna è andata. Abbiamo vinto. Però volevo sistemare quella cosa distrutta, no? L'ufficio turismo, non mi ricordo dov'è. Ci sarà un modo per vedere, ma aspetta un attimo. Oh, anche le regioni sono più contenti, bene. Almanacco, allora, generale, popolazione, economia, commercio, fazioni. No, ora qua non c'è niente.
Servizi. Presidente, Ok. come sai... Facciamo abitazioni stavolta. Ma sono sempre religiosi. Aspetta un attimo. Ok. Perfetto. 93. Vediamo Compañeras y compañeros, servizi, sono qui perché so quanto sono importanti le prossime elezioni. Sì, Ci stiamo avvicinando ai nostri obiettivi. La vittoria è prossima, ma non è il momento di abbassare la guardia. Boato per il comandante. Vi chiedo di fare attenzione ai cosiddetti ribelli presenti nell'isola. Pur presentandosi come i suoi liberatori, questi anarchici non sono interessati al benessere della nazione. A causa del loro nichilismo, Dio ha condannato Tropico a diventare uno stato senza morale. Durante i miei anni di presidenza 664, avete 115, sempre ciao. dimostrato la vostra gratitudine, compañeros. Sì, grazie. Però ricordate che siete voi i miei padroni, i miei datori di lavoro. Sì. Ora mi inchino alla superiorità morale dei devoti tropicani che assolvono i nostri peccati davanti a Dio. E vai. Nessuno può negare gli straordinari successi conseguiti in un solo mandato. Sì. Per voi ho in serbo un futuro ancora più glorioso. E vai. Una nazione senza Dio è una nazione debole. Prometto Che che le nel mio cacola. prossimo mandato fornirò più luoghi di culto ai dii tropicani. Sì, che ne avevo già 50, però va bene, insomma. Inutile sprecare parole, perché la nostra vittoria è certa! E il boato? Dai, andiamo belli rapidi, ragazzi, che voglio finire questa campagna per cominciare i nuovi giochi. È stata una campagna veramente mi è piaciuta molto, ragazzi, sono stato proprio contento. Chiaramente, insomma, a livello di difficoltà non era estremo, però, insomma, avevo messo su medio, comunque una cosa abbastanza impegnativa, soprattutto perché non avevo mai giocato, ragazzi, e sono proprio contento. Un bellissimo gioco, comunque, lo consiglio a tutti, ragazzi, veramente. Ok, ciao. Dai, che manca uno, arriviamo a 1060 di felicità, ottimo. Vabbè, strano. Congratulazioni, Presidente. Parapapero però pam pam pam. La mia bella isoletta. Terribili notizie, Presidente. Uno dei tuoi cittadini te critica per... Excelencia? Ok. Nessuno può toccare il presidente. Sono io il presidente. Compagno, è chiaro che Ma no. l'avidità delle banche... Ma non rompere il cazzo. 1011. Dai, facciamo un po' adesso. Abitazioni gratuite. Cibo per il popolo, dai. Adesso che abbiamo finito. Questo non posso. Assistenza sociale, vai. Taglia le tasse, vai. Vediamo se vado in bancarotta. Ok. Interni. Vabbè, vai di questi. Vediamo quanto perdo di soldi con tutta questa felicità. Adesso che sboccio. Mi sono rovinato praticamente. Le vittime di carestia, 4 vittime. Bene, mi fa molto piacere. Guarda la felicità come sale, dai ragazzi, dai.
Non avevo mai visto tante persone sorridenti. por Bene, strada. bene. È quasi come se tutte le suocere avessero improvvisamente lasciato il Grande. Facciamo qualche garage che... perché teoricamente dovrei farli là. Aspetta un attimo. Ok. Ok. Dai che la gente è contenta. Dobbiamo finire bene il nostro mandato. Che già qua Civilization e SimCity, già sti giochi che mi stanno chiamando, Comendone comincia a giocare. Ai ai ai. Certo che è bello rilassarsi a giocare al PC, non lo so, veramente. Dopo il lavoro, dopo lo sport, è proprio bello mettersi un po' a giocare. Cioè, tanta gente non lo capisce, preferisce andare in discoteca di quelli di là. Capirò mai, sinceramente. Rispetto, perché alla fine ognuno ha i suoi gusti, però che sposo. Presidente, hai governato Tropico piuttosto a lungo. Hai altri spunti? 5 anni, ragazzi, 95. Grazie al cielo, mio presidente. Per un attimo ho pensato che quell'assassino ti avesse preso. Madonna, quello che mi copava. Dopo tutto quello che ho fatto, volevo copparmi, titta morta. Non c'è gratitudine per il presidente Pippa. Niente paura, c'è il Eccolo qua. presidente. Comandante, facciamo vedere a quei criminali cosa è l'ordine. Allora. No. Ah, ok, sì. Sì? Dovrebbe essere così, penso, boh. Dai che abbiamo finito, il presidente Pippa va in vacanza. La 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 la. Guarda quanti soldi sto perdendo con le tasse, le robe, che spomi. Però almeno la gente è felice, questa è la cosa più importante, ragazzi. Ok. Che bella la mia città. Presidente, i mercati internazionali sono crollati. I media occidentali lo definiscono il crollo. Ma non è sia vero, cazzo, mamma mia. Siamo senza skate. Figliuolo, oggi ho parlato con... Barbecue. Dai, non go voglia, vecchio, non go voglia, dai, ho finito ormai. Ho finito, adesso voglio solo godermi la vacanza. E cominciare SimCity e Civi, ragazzi. Guarda che 1051. Edward. Salutiamo Edward. Edward, sei sull'ultimo video di Tropico, mi te lo dico. Sei su Tropico, sto finendo qua, sono le 96, ormai ho finito. Complimenti. Ascoltami. Oh, ma allora qua non si può giocare SimCity? Cos'è sta roba dell'aggiornamento?
Aspetta, tanto sei sul video ancora? Sì, ormai sono... Sì, ormai vai tranquillo, tanto ormai ho finito, sono pieno di soldi, la gente è felice, ormai posso cazzeggiare tranquillamente. Dimmi. Non lo so, guarda, io ora stavo provando a installarlo, volevo farlo partire con te per vedere se riscontravamo problemi. Guarda, io ho Quindi quasi se hai finito. visto il video, Io ho quasi vediamo. finito. Ma io penso, ho letto un po' su internet che sono i server un po' affollati perché anche il single player lo devi giocare Ma solo certo, il primo se sei giorno la gente è collegato. come tanti pazzi. E che a proposito, ragazzi, ho già spiegato prima, ma sarà un progetto tra me e Edward con SimCity incredibile. Quindi, ragazzi, state in campana che Edward recomendano in mente il progetto che rivoluzionerà il mondo. Mamma mia. Oddio. Comunque come vecchio, come prima campagna qua su Tropico sono andato bene senza mai giocare. Sono contento, me la sono cavata egregiamente. Hai visto, hai anche utilizzato la velocità normale per un po' di tempo. Sì. Abbastanza quella lì rapida. Adesso sto andando velocissimo perché ormai ho finito, sono nel 97, ormai ho finito, voglio concludere il mandato e andare in vacanza con qualche zoccola locale. Presidente, la gente Quanto hai dovrebbe accumulato conoscere nel conto in Svizzera? No, conto in Svizzera no, perché non so il perché, ma non ho soldi. Non ho tutto il giorno. Ah, perché dovevi selezionare le banche e farle lavorare proprio per il conto. Ah, ok, non lo sapevo, questo non lo sapevo. Però qua i miei iscritti... Se poi facevi questo, a fine partita avevi un punteggio più alto perché avevi più soldi nel fondo pensione. Ah, ho capito. Vabbè, però... Comunque c'è scritto che ho guadagnato in questa mappa 25.000 euro. 1.000 dollari, scusa. Quindi, boh, non lo so. Comunque l'importante era, insomma, dare ai cittadini la felicità. Io non sono un presidente avaro, do tutto al mio popolo. Visto che sei stato eletto dai fascisti, mi pare. Sì, no, allora ti dico, il mio personaggio è fascista, nazionalista e patriota. Te basta, è nazionalista. Cioè, non so se ti basta. Ma scusa, ma il mio presidente Pippa doveva essere così. Cioè, era giusto avere un presidente Pippa così. Vabbè, io ti lascio finire. Appena finisci... Sì, ti chiamo. Guarda, ti chiamo tra 10 minuti scarsi. Va bene. Ok? A dopo. Ciao. Ciao Gio, ciao bello. Torniamo qua da soli dopo questa intrusione di John Elgen. Non lo sapevo sta cosa della banca, porca puttana. Proviamo a fare qualche banca in extremi, aspetta. Allora. No, dove cazzo era? Governo, no. Ok. Aspetta un attimo. Costruzione rapida. Prova a fare qualcosa alla fine, visto che Joe mi ha dato questa dritta. Fondi neri. Vediamo. Dai, proviamo a recuperare alla fine, vai, recuperiamo alla fine grazie a John Elgen, dai. Grande Joe. Grande Joe. Vabbè, basta perché sennò veramente si incassa. Vai. Vediamo cosa riesco a combinare. Forse le ho fatte troppo vicine. Parapà, la. Si fa surf, uno tsunami Bene. incredibilmente potente. Ma che palle, oh. Tutte a mio. Della petroliera parcheggiata nel centro della città. Ai. Lui sarà multato per aver bloccato il traffico. Porca puttana.
Centrale elettrica. Dove cazzo è? Ok, perfetto. Buono. Vediamo se riesco a accumulare qualcosa. Presidente, come sai, Ancora. le elezioni a Tropico... Ok. Buono. Ciao. Amici, Dai che compatrioti, 2 minuti è finita ormai. compañeros, voglio evidenziare i grandi progressi che abbiamo compiuto. La produzione è cresciuta costantemente, Sì, sì. di oltre il 25% in certe zone. Completeremo il piano quinquennale in 4 anni. Questo è il progresso. E vai. Sì, abbiamo problemi e ci saranno sempre, soprattutto nell'attuale situazione economica. La mancanza di sacerdoti, di cui sentiamo tanto Sempre parlare quello in di... questi giorni, è uno di essi. Ma questo problema si risolverà, come tutti gli altri, con la stabilizzazione dell'economia. Oh. Durante i miei anni di presidenza avete sempre dimostrato la vostra gratitudine, compañeros. Però ricordate che siete voi i miei padroni, i miei datori di lavoro. Ora mi inchino alla superiorità morale dei devoti tropicani che assolvono i nostri peccati davanti a Dio. E vai. Grande vecchio. Il progresso degli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, ma restano ancora molte cose da fare. Una nazione senza Dio è una nazione Lo debole. dice sempre, Pioi. Prometto Oddio. che nel mio prossimo mandato fornirò più luoghi di culto ai Più figli zoccole tropicani. per tutti. Più zoccole per tutti. Questo. Le nostre menti sono fredde. Il nostro spirito ribolle. La vittoria La vittoria è certa. è certa. Sei un ribelle? Il cimitero svuotato. Ce l'abbiamo fatta. Ottobre 98. Ultimo anno. Ultimo anno. E poi pippe. Peppe pera sa. Un ogo più una ira la la. Con tutti con le dito, con le robe. Ancora un Presidente, anno. ti resta solo un anno del tuo mandato. Ok. Vediamo quanto si abbassa la felicità. Sono curioso. Congratulazioni, Presidente. Strano. Hai vinto le elezioni. Strano. Ok. Abbiamo finito, ragazzi. Un anno ed è finita. 1103, bene, bene. Bravo, Comendone. Hai fatto un buon lavoro. Marzo 99. Oh la 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 la. Il Comendone ha finito e ora andiamo. E ora dove andiamo? Andiamo alle Barbados con 4 svedesi. Questa è l'ultima song del Comendone. Presidente. Oh, rinascita economica. Bene. Ma perché protestate? Ho creato da una città di 4 sfigati obesi, ho creato una città mondiale. Luglio 99, siamo vicini alla fine. Veni labile capo. La bella capo è la bella capo.
Agosto 99. 1121, settembre 99, pochi mesi ed è finita. Dai che ci siamo, ottobre 99, un mese. 2 mesi alla fine. Dai, è finita, inculato a mare. Dicembre 99. Non ho più schermi. Ho una terribile notizia. Finita? Dopo 50 anni al potere, è il presidente scomparso oggi. Sto scherzando, tutti sanno che il presidente non morirà mai. Bene. E ho vinto così, ragazzi. Pensavo io boati, robe. Insomma, ragazzi, è finita. Ho portato a casa un buon risultato. Una campagna troppo divertente, ragazzi. Ringrazio tutti per il supporto. E adesso vai di Civi e Sin City. Raga, un saluto dal Comendone. Ciao!